Allora, la pasta che abbiamo preparato oggi sono le nostre pappardelle, li facciamo al finocchietto selvatico. I nostri ingredienti sono finocchietto selvatico, dell'aglio, delle alici, caciocavallo e pangrattato tostato. Facciamo le nostre tagliatelle, o meglio pappardelle. Le arrotoliamo. Ecco qua. E andiamo a preparare quest'altro piatto. Andiamo a buttare la pasta intanto. Sotto le finestre, le barcuna. L'acqua, mettiamo l'acqua in questo modo e andiamo a prendere i nostri ingredienti. Facciamo un trito d'aglio, lo mettiamo con la nostra padella, aggiungiamo il nostro olio extravergine, prendiamo il nostro finocchietto selvatico e andiamo a fritare. Mettiamo tutto una bella cottura pronta. Nel frattempo prendiamo le nostre alici e li sminuziamo. Li teniamo pronti per quando abbiamo un candore. Un po' d'acqua di cottura. Le nostre alici. Un po' di peperoncino. Intanto la nostra parte si è pronta. Il caciocavallo. Andiamo in piatto. Impiattiamo le nostre pappardelle. E infine mettiamo una spolverata di pangrattato. Siamo pronti. Buon appetito!